non siamo su un'autostrada, siamo su una super autostrada, 3 corsie per ogni senso di marcia più la corsia di parcheggio. Questa è la strada che abbiamo davanti, che si chiama Viale Giuseppe Garibaldi. Siamo sotto i portici del teatro Vittorio Emanuele, il più antico teatro moderno della Sicilia. Davanti a noi, a seguito del terremoto del 1908, fu costruito questo tracciato al posto del centro storico di Messina, proprio di fronte all'ingresso del porto, dove adesso sta passando un traghetto, sta entrando un traghetto. Abbiamo il teatro Vittorio Emanuele, che è uno dei pochi edifici sopravvissuti al terremoto, solo nel prospetto principale. L'interno è stato ricostruito interamente in cemento armato. Ecco che cosa si vede dall'ingresso principale del teatro Vittorio Emanuele. Nella volta Renato Guttuso, La leggenda di Colapesce del 1985, il più grande affresco di Guttuso, dipinto appositamente per il teatro Vittorio Emanuele. Questo è quello che si vede dalla porta principale, una autostrada a 3 corsie per ogni senso di marcia. Adesso siamo nell'ora di punta, dove passano macchine con una frequenza da autostrada. Dall'altra parte, verso il porto, un'altra corsia riservata al tram e 2 corsie riservate alle vetture che vanno verso i traghetti, sia tir che automobili. Questa è la città snodo intercontinentale da cui passano le merci che riforniscono l'Europa, l'Africa e l'Asia. Qua di fronte a noi abbiamo il canale di Reggio Messina, che è attraversato ogni 5 minuti da una nave, mentre il canale viene attraversato dalla Sicilia, dall'arcipelago siciliano al continente, da 2000 tir in una direzione più altri 2000 nell'altra direzione, più 8000 automobili che fanno la spola nello stretto e nel canale tutti i giorni in media, quindi 4000 tir e 8000 vetture in media al giorno. Questo traffico si riversa nelle strade di Messina e passa tutto da queste 2 arterie che abbiamo di fronte. Di fronte a noi il traffico urbano cittadino e di fronte al porto tutto il traffico intercontinentale che va ai traghetti e che esce in città attraverso gli svincoli che finiscono direttamente dentro il centro urbano. In pieno centro urbano di una città di 300.000 abitanti arrivano ogni giorno, quotidianamente, 4.000 tir e 8.000 autovetture che si aggiungono al traffico cittadino. Considerate che Messina ha 108 comuni, la provincia di Messina ha 108 comuni, la più grande provincia per numero di comuni di tutta la Sicilia. Una volta il territorio di Messina comprendeva tutta l'Etna e arrivava fino a Termini Imerese, più il traffico navale. In questo momento sta uscendo un traghetto che fa la linea per Salerno, potete vedere il carattere di traghetto gigantesco. Questo traghetto fa ogni 6 ore la linea per Salerno, Messina-Salerno. La città è un continuo movimento di traghetti, veicoli e per finire è la stazione principale di tutta la Sicilia, da cui si dipartono tutte le linee ferroviarie
per raggiungere 5 milioni di siciliani in tutto l'arcipelago. Questa è la situazione invivibile in una città che quando piove non ha porticati, questo è l'unico porticato di tutta la città di Messina, e quando c'è il sole non ha una pensilina che la protegga dal sole, neanche nei rifornimenti di benzina ci sono le pensiline per il parcheggio delle auto. Un'architettura stranamente continentale. Qui di fronte a noi ci sono gli edifici moderni, post bellici, senza un balcone, senza una finestra. Sono edifici per uffici firmati da grandi architetti. Questo a destra è Samonà, in fondo abbiamo Vinci e ancora più avanti l'autore del banco di Sicilcassa, della Sicilcassa, Ernesto Basile. È evidente perché per costruire questa autostrada a 3 corsie per ogni senso di marcia, dopo il terremoto del 1908 fu raso al suolo l'intero centro storico di Messina, che si era salvato grazie alla palazzata che era posta dove adesso vedete questi grandi edifici con la stessa altezza. Questo vincolo dell'altezza è stato fatto proprio per ricreare l'altezza della palazzata. Da questi edifici è nato quello che oggi si chiama la nuova palazzata. Quindi nonostante il centro storico si fosse salvato dal terremoto, quello che si è salvato è stato demolito, distrutto e seppellito sotto di noi e ricostruita la città a 4 metri più in alto per realizzare questo mostruoso tracciato autostradale, dove le macchine scorazzano a una velocità che forse neanche in autostrada si permetterebbero.